Bentrovati nuovamente in diretta con Focus TG, braccialetto elettronico per un 37enne che ha aggredito l'ex compagna sfondando la porta di casa e tentando di strangolarla. Violenza domestica a Cassola, scatta il braccialetto elettronico per un 37enne che ha aggredito l'ex compagna dopo che lei, al culmine di una lite, era riuscita a farlo uscire di casa. Non accettando la situazione, l'uomo ha forzato e scardinato la porta d'ingresso e una volta dentro si è scagliato con furia contro la donna, 47 anni, del posto, tentando di strangolarla e puntandole al volto la punta della chiave della macchina. La vittima è però riuscita ad allertare il 112. I carabinieri, una volta sul posto, hanno accertato la criticità della situazione, vedendo i chiari lividi sul collo dell'aggredita, oltre ai danni provocati dal soggetto, visibilmente alterato, probabilmente anche sotto l'effetto di alcol. Hanno quindi proceduto all'allontanamento urgente dall'abitazione, provvedimento convalidato dal GIP di Vicenza che, constatata la pericolosità dell'individuo indagato per lesioni personali aggravate, ha disposto l'applicazione del braccialetto elettronico e, oltre all'allontanamento, dicevamo, dalla casa familiare, ha emesso nei suoi confronti anche la misura cautelare del divieto di avvicinamento all'ex compagna e ai luoghi abitualmente frequentati dalla stessa. A Oderzo invece sono in corso le indagini dei carabinieri per individuare il bandito che lunedì notte ha affrontato una guardia giurata con un badile. Ancora un istante e vedremo tra poco il servizio su quanto accaduto da Oderzo con gli aggiornamenti che ha rilasciato al nostro Lucio Zanato il sindaco di Oderzo Maria Scardellato. Su questo fatto direi che possiamo probabilmente andare avanti con il telegiornale, forse lo vediamo tra poco, questo servizio che in questo momento non è disponibile. Dunque, ieri, durante il corso del 1° gennaio, c'è stata la tradizionale fiaccolata delle contrade di Conco e si sono ricordati Stefano, Pietro e Nicola, le 3 giovani vittime della strada. Sono morti entrambi in 2 terribili incidenti stradali che erano avvenuti tra settembre e ottobre scorso. Una tragedia che ancora una volta ha stretto la comunità al termine della fiaccolata, che è giunta alla 25esima edizione. Come da tradizione da circa un quarto di secolo, i cortei con le fiaccole sono partiti per le varie contrade Rubbio, Fontanelle, Gomarolo, Santa Caterina e Lusiana per convergere infine in piazza San Marco in un abbraccio di luci. E accanto allo spettacolo pirotecnico con la suggestiva cascata luminosa dal campanile, la riflessione in memoria dei 3 ragazzi il cui spirito ancora oggi resta nei cuori dell'intero paese. A Villafranca Padovana invece c'è incredulità e dolore nella frazione di Tagì di Sopra, dove Andrea D'Agostini si era trasferito da poco. Stiamo parlando del 22enne annegato nel laghetto di Camisano Vicentino, nella palazzina dove viveva con la mamma e i vicini. Lo hanno ricordato come un bravo ragazzo, gioioso e solare, un risveglio di quelli che non si vorrebbero mai vivere. Ora siamo pronti a vedere anche il servizio da Oderzo. Ha difeso la proprietà, non ha ammazzato nessuno, ha sparato in aria e quindi direi che ha fatto quello che doveva fare. Non ha dubbi il sindaco di Oderzo sull'operato del vigilante entrato in azione la notte tra il 29 e il 30 dicembre in questo piazzale della zona industriale a nord della città. Siamo in via Baite e tutt'attorno ruota la produzione di un'azienda specializzata in arredamenti e attrezzature per il bagno. Probabilmente una banda di ladri stava tentando di entrare negli uffici o forse puntavano ad alcuni accessori di pregio quando è scattato l'allarme. A quel punto è arrivata la guardia giurata della Civis che si è trovata davanti uno dei malviventi che, anziché scappare, ha affrontato il vigilante con un badile tentando di colpirlo più volte. La guardia, un 62enne del veneziano, a quel punto per difendersi ha estratto la pistola in dotazione esplodendo 4 colpi in aria che hanno messo in fuga il ladro con il resto della banda. Reazione comprensibile per il sindaco Scardellato quanto sfrontata l'azione del malvivente. Perché tutti si sentono sempre impuniti, probabilmente perché le forze dell'ordine sono impegnate per i reati più gravi e quindi magari i reati diciamo minori un po' così, non dico che si trascurano, ma insomma ci si concentra su quelli più grossi e quindi tutti pensano di poter fare quello che vogliono. Poco dopo sul piazzale della Ronald Bathrooms sono intervenuti anche i carabinieri della tendenza di Oderzo che hanno acquisito le telecamere presenti nella zona per fare ulteriore luce sull'episodio.
L'impunità è sempre il problema, ma per tutto, per i reati gravi, per quelli meno gravi, poi magari arriva col tempo, ma intanto uno pensa che invece di rimanere impunito perché non viene preso nell'immediato. E ora voltiamo pagina, ci spostiamo a Bassano del Grappa, andiamo al Tempio Ossario perché con il nuovo anno arriveranno anche dei lavori di restauro. Ci sono voluti tanti anni, ci sono volute anche delle battaglie alle quali non ci siamo mai sottratti come gruppo televisivo, ma adesso finalmente c'è una novità clamorosa che riguarda il Tempio Ossario di Bassano del Grappa. Partiranno entro pochi giorni i lavori di sistemazione e restauro della facciata. Siamo davanti al Tempio Ossario, un monumento che ospita, come potete vedere da questa targa, le spoglie di oltre 5.000 caduti della Prima Guerra Mondiale e anche di alcuni della Seconda Guerra Mondiale, 4 medaglie d'oro, medaglie d'argento, medaglie di bronzo, un monumento alla memoria, uno scrigno di memoria molto amato perché sono tante le persone che vengono a visitarlo. I lavori partiranno entro pochi giorni e riguarderanno la facciata che verrà tirata a lucido finalmente, viene da dire, perché da troppo tempo si aspettava questo primo intervento. Ricordiamo che questo edificio è degli anni 30 e quindi ha quasi 100 anni e purtroppo in alcune sue situazioni li dimostra tutti. Costeranno 400.000 euro i lavori, lo ha deciso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha già intavolato con il municipio le pratiche per poter chiudere questa parte, transennare questa parte. Sarà chiusa e verranno montati i ponteggi. Ci sarà anche una parte che riguarda la parrocchia, per la quale il municipio di Bassano sta facendo da tramite. Quindi dopo tanti anni, dopo tanto tempo, dopo tante attese, potremo finalmente vedere i lavori al Tempio Ossario. Gli ispettori che sono venuti a vedere questo monumento avrebbero anche detto agli amministratori, agli operatori, che le transenne all'interno si possono togliere. Questa è una cosa ancora da verificare, ma questo vorrebbe dire poter vedere nuovamente tutta la navata interna di questo tempio completamente libera e sarebbe una vista davvero notevole. Pare anche che verranno tolte queste transenne che portano le fotografie della mostra del centenario del Milite Ignoto, quindi Bassano si prepara ad avere una delle sue cartoline, perché questa è una cartolina di Bassano, le due torri si vedono da molto lontano, vederla nuovamente libera e davvero tirata a lucido, come sempre lo racconteremo nei nostri telegiornali, ma questa è una notizia che i bassanesi, e non solo loro, visto quanta gente viene a visitare questo luogo, aspettavano da tempo. Grazie a Ferdinando Garavello per questo contributo. Noi ci fermiamo per un istante e ci rivediamo tra pochissimo. Bentrovati nuovamente in diretta con Focus TG e apriamo questa parte della nostra edizione con una notizia di carattere internazionale molto importante. Si tratta dell'attacco che è stato lanciato dagli Stati Uniti al Venezuela. Vedete, questa è l'ANSA. Trump attacca il Venezuela, ha catturato Maduro e la moglie portati fuori dal paese. Il presidente degli Stati Uniti nel social Truth l'ha definita un'operazione brillante. Mosca invece ha condannato l'aggressione armata. Palazzo Chigi, Meloni segue la situazione in Venezuela in contatto con Antonio Tajani, vice premier e ministro degli esteri. In Venezuela si trova detenuto da più di un anno anche un nostro corregionale, Marco Trentini, un cooperante del Lido, e sono ore di apprensione per quello che potrebbe accadere nel paese sudamericano. Noi ci colleghiamo in diretta con il nostro Lorenzo Maier. Buongiorno Lorenzo. Buongiorno Filippo, a te e ai nostri telespettatori, ovviamente buon anno. Sì, dicevi giustamente una vicenda internazionale che è seguita qui al Lido di Venezia, a Venezia, in tutta la città, ma ovviamente anche in Italia, con grande apprensione, con grande sonore di attesa, di ansia da una parte e anche di speranza, perché si sta cercando di capire come evolverà la situazione di Alberto Trentini, il nostro connazionale veneziano, che si trova in carcere in Venezuela, nel carcere di El Rodeo, dal 15 novembre 2024, e quindi da oltre un anno.
chiaramente la famiglia attraverso l'avvocato Alessandro Parellini, ma anche Giuseppe Giulietti, coordinatore di Articolo 21, che in quest'anno, in questi 14 mesi, stanno facendo di tutto anche per tenere viva l'attenzione sul caso di Alberto, raccomandano di utilizzare in questi momenti il silenzio, una grande prudenza, perché attualmente i prigionieri politici, tra i quali c'è anche Alberto, ce ne sono una dozzina di italiani, sono rinchiusi nel carcere, nelle mani dei loro carcerieri, quindi apparentemente, diciamo così, nulla è cambiato. È chiaro che attraverso la Farnesina, attraverso il ministro Tajani, che ha annunciato, ha confermato il massimo impegno, si sta cercando di seguire la situazione minuto per minuto per capire cosa possa accadere. Ovviamente si augurano, tutti ci auguriamo che al più presto possa arrivare l'unica telefonata, l'unica notizia che conta, che è quella della liberazione di Alberto Trentini, ma la vicenda è delicatissima e si sta cercando di monitorare minuto per minuto quello che potrà accadere in queste ore e anche nei prossimi giorni. C'è un veronese, l'ambasciatore italiano a Caracas, Gianbruno De Vito, veronese, che ha già visitato Alberto 2 volte in carcere, quindi è in contatto con la Farnesina. C'è Luigi Vignali, che nei mesi scorsi è stato nominato dal governo come inviato speciale di Roma a Caracas per cercare di risolvere questa delicatissima situazione. Quindi qui possiamo raccontare momenti di trepida attesa, di silenzio, di angoscia, ma anche di grande speranza. Grazie Lorenzo. Naturalmente ci uniamo alla speranza con la quale si sta seguendo l'evolversi della situazione in Venezuela. Naturalmente tutti gli approfondimenti nel corso delle prossime edizioni del nostro telegiornale. È stato decisamente un brutto inizio 2026 quello degli allevatori di latte, degli allevatori e produttori di latte veneti. Vediamo per quale motivo. C'è un serio pericolo di chiusura perché appunto viene chiesto di ridurre i conferimenti proprio alla luce di questo esubero di latte nel mercato. Potrebbero essere davvero tante, tra le quasi oltre 1000 stalle venete, delle quali 322 sono in provincia di Treviso, quelle a rischio chiusura. L'allarme è scattato quando la Granarolo, la cooperativa di raccolta e lavorazione più grande d'Italia, con gli auguri per il nuovo anno ha annunciato ai suoi soci l'esubero di scorte e i valori di acquisto del latte fuori quota da 53 a 27 centesimi al litro. L'abbiamo presa in maniera estremamente preoccupata e appunto siamo in difficoltà perché la comunicazione dice che l'esubero di latte che c'è nel mercato ha portato a una diminuzione del prezzo stesso del latte e a dover garantire e diminuire il quantitativo di latte da conferire alla società cooperativa. È forse il segnale più evidente dell'immissione nelle nostre filiere di latte estero, dalla Francia e dalla Germania in particolare, ad appena 16 centesimi al litro, che sta mettendo fuori mercato i nostri allevatori, considerando che hanno costi di produzione minimi di almeno 50 centesimi al litro. Il risultato è che il latte rimane nelle vasche, soldi alle stalle non ne arrivano e se va avanti così chi arriverà invece sarà l'ufficiale giudiziario. Quelle che vorrebbero chiudere non possono chiudere perché sono quelle che hanno investito, e se chiudono com'è che fanno a pagare i debiti che hanno fatto? Per qualcuno l'immissione di latte a prezzo stracciato dall'estero potrebbe essere addirittura una mossa finanziaria per uccidere la produzione interna, se non per eccellenza come Grana Padano o Asiago, per poi prendersi il resto del mercato fatto di formaggi molli e mozzarelle. Per altri più semplicemente l'ennesima mossa affaristica di alcuni trasformatori e della grande distribuzione, gli unici a guadagnarci in una filiera così destabilizzata. I prezzi dei formaggi sono cresciuti, ma se adesso il latte va giù devono rimanere sempre allo stesso livello, oppure potrebbero essere anche, diciamo così, messi a disposizione del consumatore con prezzi più bassi.
che significherebbe tra l'altro un aumento dei consumi. Intanto già dopo le festività le associazioni puntano ad organizzare un incontro con le grandi cooperative trevigiane e venete per cercare di sostenere soprattutto i giovani allevatori, puntando sulla garanzia di qualità e salute del nostro latte. Prodotto italiano che possiamo dire è certificato, cosa che con latte spot non sempre accade. Assolutamente, il latte è uno dei prodotti più controllati, più sicuri in assoluto ed è in particolare quello italiano. E dai pedaggi autostradali alle accise sul diesel, il 2026 si è aperto all'insegna dei rincari. Vediamo. Se pensiamo che il carburante andrà a incidere per circa il 3%, l'1,5% il costo dei pedaggi autostradali e ho sentito parlare anche di un aumento della responsabilità civile auto delle assicurazioni, circa un altro 1-1,5%, se facciamo una somma circa il 6% in un giorno solo, mi sembra che non iniziamo bene l'anno. Il 2026 si è aperto all'insegna dei rincari, dalle accise sui diesel con un pieno di gasolio da 50 litri che costerà 2,47 euro in più ai pedaggi autostradali. Aumenti che preoccupano i cittadini, così come i lavoratori, ad iniziare dagli artigiani che temono pesanti ricadute sulle loro attività. Abbiamo un aumento di 4,05 centesimi e quindi ogni pieno di carburante che servirà per gli automezzi dei nostri autotrasportatori andrà a incidere quindi con maggiori costi. E poi questi costi qua andranno comunque ad influire anche sul costo delle merci trasportate. Un effetto a catena che coinvolge i prodotti finali e quindi il costo del paniere per i cittadini. E uno dei primi prezzi, uno dei primi aumenti che vedremo aumentare sicuramente sarà quello delle verdure, ad esempio, della frutta e della verdura. Stesso effetto a causa dei rincari dei pedaggi autostradali, ma se non si può evitare il pieno di carburante si possono cercare alternative alle autostrade con un aumento però delle ore di viaggio e quindi un incremento dei costi degli autotrasportatori. Ad esempio i padroncini si devono sacrificare, partire presto alla mattina per risparmiare sull'autostrada. Bisogna intervenire a livello nazionale, evidenzia Fabris. Bisognerà sentire con la nostra Confartigianato a livello nazionale di portare a conoscenza, cioè lo conoscono già, però cercare di fare qualcosa per bloccare queste accise. Farmacie prese d'assalto con l'inizio del 2026, picco di influenza e richieste di vaccini che contrastano con quella che Federfarma denuncia come informazione insufficiente da parte di Regione e ULSS. Il 2026 per le farmacie di Bassano inizia con i clienti in coda. Influenza e mali di stagione colpiscono duro e, stando alle previsioni, il picco di contagio deve ancora arrivare. Farmacie che hanno visto un aumento di richieste di vaccino. Decisamente rispetto agli anni scorsi il picco è arrivato un po' in ritardo, lo stiamo notando da circa 10-15 giorni, che abbiamo proprio visto un aumento di affluenza in farmacia per patologie non solo legate all'influenza ma anche a raffreddori. Qui nella nostra farmacia stanno andando molto bene, i clienti hanno accolto positivamente questa possibilità di essere vaccinati in farmacia. Quanto ai vaccini anti-influenzali, Federfarma Veneto, l'associazione delle farmacie, ha inviato una lettera alla Regione evidenziando un risultato finora inferiore alle attese per le vaccinazioni e un'informazione insufficiente alla popolazione proprio sul fatto che il vaccino può essere richiesto anche in farmacia, dove comunque le richieste sono aumentate e di molto nel Bassanese. È partito un po' tardi, devo dire, la campagna vaccinale, non si capisce bene perché. Quest'anno comunque la popolazione ha deciso di vaccinarsi in massa, tant'è che spesso i medici sono rimasti senza dosi e quindi i pazienti si stanno rivolgendo in farmacia. Federfarma ha lavorato molto bene, la Regione e le ASL hanno lavorato secondo me altrettanto bene e un po' di comunicazione in più non sarebbe guastata, in particolare non so, penso io qualche canale social che adesso vanno tanto avrebbe potuto aiutare ulteriormente. Ogni farmacia in pratica organizza come meglio crede le vaccinazioni. Di base bisogna avere 18 anni, essere sani, senza fattori di rischio come l'allergia a determinati farmaci ed essersi vaccinati almeno una volta in passato dal medico di base. Il costo è uguale per tutte le farmacie, ma da qualche giorno la Regione ha deciso che la vaccinazione è gratuita per tutti fino a esaurimento delle scorte.
Terremoto politico ad Arcugnano, dimissioni di massa consegnate da 8 consiglieri su 12. Terremoto politico ad Arcugnano in cui 8 consiglieri su 12 si sono dimessi, 4 di minoranza e 4 che erano passati dal gruppo Arcugnano al centro al gruppo misto. Atto formale che comporta la caduta del sindaco e della giunta, lo scioglimento del consiglio comunale e la nomina di un commissario prefettizio. Scelta che i dimissionari in una nota congiunta imputano alla mancanza di condizioni politiche, numeriche e di fiducia necessarie per andare avanti e garantire una guida stabile del comune. Una scelta dolorosa ma inevitabile. Il commento in cui viene sottolineato il passaggio di aver permesso comunque l'approvazione del bilancio di previsione 2026. Le visioni sul futuro di Arcugnano, così come il metodo di gestione amministrativa, si sono rivelate purtroppo progressivamente distanti e non più compatibili. In questo contesto proseguire avrebbe significato accettare una condizione di immobilismo decisionale e di ambiguità politica. Le dimissioni non sono un atto polemico, ma una scelta a tutela di Arcugnano, della credibilità delle sue istituzioni e della necessità di restituire alla comunità una prospettiva amministrativa chiara e coerente. Libri comunali a Schio, mentre tiene banco la questione della raccolta dei rifiuti. A Schio la maggioranza della sindaca Cristina Marigo resta in piedi dopo la presidenza del Consiglio Comunale azzerata, ma i numeri sono traballanti. L'amministrazione continua a lavorare con responsabilità, replica la sindaca, ma la maggioranza che contava su 16 dei 25 voti in Consiglio adesso di sicuri ne ha 11. Per gli altri 5, i consiglieri Nardi, Orsi, Bertoldo, Spinato e Carpi, i distinguo peseranno. Intanto l'uscita di Schio da Ava e dalla neonata Via Ambiente, che gestirà la raccolta dei rifiuti, fa discutere la città. Il comune ha votato il recesso, bisognerà vedere se legittimo, pur avendo il 20% della nuova società, perché non vuole essere complice di una gestione del termovalorizzatore del suo futuro che evidentemente non condivide. Sul punto Cristiano Eberle, commercialista e leader della minoranza di centrosinistra, è molto chiaro. Per me insomma è inspiegabile questa idea di uscire dalla società e di recedere. Perché aggiunge: se io voglio controllare in primis la gestione, quindi le emissioni e i processi produttivi attuali, se io voglio controllare l'evoluzione dell'impianto in termini di potenziamento e di tecnologia dei processi produttivi che sono sostanzialmente praticabili. In realtà, se voglio essere efficace, devo essere all'interno della società. Invece il comune ha sbattuto la porta. Mi chiedo qual è il significato di uscire dalla società, perché un non socio, piaccia o non piaccia, in realtà conta meno di un socio. Quindi è inspiegabile dal mio punto di vista. Quando anche vi siano divergenze di opinioni, forse varrebbe la pena di chiedersi se e perché il comune di Schio nel contesto di Alto Vicentino Ambiente non è stata ascoltata. Ma quale interesse deve prevalere? Quello del socio, il comune di Schio, o quello del pubblico del bacino dei 40 comuni? Mi fanno propendere assolutamente per una non legittimità del diritto di recesso, perché sostanzialmente c'è un interesse che prevale sul diritto del singolo socio. Se effettivamente il comune di Schio avesse voluto recedere, insomma, probabilmente avrebbe dovuto studiarsi un po' meglio la questione e capire che in questo momento è abbastanza evidente che il recesso è tardivo. C'è un timore di aumento della Tari in futuro? Rischio che il costo per i cittadini possa aumentare. Ci sarà anche il presidente della Regione Veneto, Alberto Stefani, lunedì sera ad Arcade per l'appuntamento con il Panevin più famoso del Veneto, per appunto quello di Arcade. Questa è la 59esima edizione
Ecco, quest'anno con tanto entusiasmo e tanta euforia siamo riusciti a innalzare questa pila. Anche quest'anno la tradizione è stata rispettata. Gli alpini di Arcade hanno concluso i lavori per l'allestimento del falò del Panevin, pronto a illuminare la notte dell'Epifania. La tradizione del Panevin, che una volta veniva fatta a ogni contrada, che dopo negli anni si è raggruppata nel centro del paese. Una struttura imponente che, come da tradizione, si conferma la più alta del Veneto, frutto di giorni di lavoro, impegno e collaborazione. Questo Panevin quanto alto è? Allora, siamo intorno ai 10 metri, 9 metri e mezzo, 10, per una larghezza di base di 9 metri di diametro. Da cosa è composto? Solo e esclusivamente potature di legna di vite, di tralci di vite. Scarti delle potature, legna e tanto entusiasmo. I volontari hanno lavorato senza sosta per preparare uno degli appuntamenti più attesi dalla comunità. Quante persone sono attese? Adesso è difficile quantificare, però gli esperti dicono ogni anno dai 5.000, chi dice 10.000, 10.000 sono tantissimi, però i 4.000 persone sicuramente. Chiudiamo le strade, abbiamo i blocchi stradali in modo che la piazza sia in sicurezza, ecco. Il Panevin non è solo un falò, ma un momento di ritrovo e condivisione capace di unire generazioni e mantenere vive le tradizioni popolari del territorio, e per mangiare e bere in compagnia negli stand allestiti per l'occasione. Lo stand che facciamo le salsicce, la polenta e le patate fritte. Abbiamo 3 cose solo fondamentali, non ci allarghiamo a fare tante robe. Tanto vin brûlé. Vin brûlé sicuramente, quello è di rito, ecco. Ora non resta che attendere l'accensione, quando il grande falò diventerà ancora una volta simbolo di buon auspicio e di forte legame con la storia di Arcade, guardando con il naso all'insù in che direzione volano le faville. Se le faville vanno a mattina, ciappa il sac e va a farina. Se va alla sera, polenta piena nella cagliera, vuol dire la polenta in abbondanza e prosperità per tutto l'anno. Speriamo sia così. E viva il Panevin! E viva il Panevin di Arcade, e viva Treviso, e viva il Veneto. Bene, con questo servizio si conclude questa edizione di Focus TG. Vi ricordo i prossimi appuntamenti con l'informazione di Rete Veneta, questa sera a partire dalle 18:50 con il telegiornale di Bassano del Grappa, a seguire il telegiornale di Vicenza. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata.